Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, e oggi abbiamo come ospite Marco Tognini che ci parlerà della Polonia e soprattutto, ma in parte anche verso la fine del Trattato di Osimo. La scelta di questo argomento dipende dal fatto che la Polonia sta vivendo in questo nuovo millennio un'epoca nuova per lei, più ricca, piena di iniziative, a volte anche di lusso, occorre capire come ha fatto, insomma, io dico paradossalmente e brutalmente, a passare da Solidarnosc a McIntosh nel giro di 50 anni, o forse meno, ma è una battuta. Poi naturalmente ci sono, nella seconda parte, dopo l'intervista a Marco, avremo una mia riflessione su quello che è poi la questione che in questo momento l'arte, diciamo, il mondo dell'arte sta vivendo molto forte, cioè l'arte digitale. L'arte digitale ha davvero valore oppure no? Ecco, però intanto, come si evince anche dalla foto del promo, una notizia che si riferisce a un compleanno. Domani 90 anni per Woody Allen, uno dei più grandi cineasti della storia umana, che naturalmente possiamo giudicare a seconda dei vari punti di vista. Vedremo le luci e vedremo le ombre, questo poi con calma, anche questo nell'ultima parte della trasmissione. Intanto auguri 90. Woody Allen ha sicuramente caratterizzato il cinema americano dagli anni 70 fino praticamente a pochissimo tempo fa, e quindi diciamo con alcuni film, soprattutto secondo me Manhattan, parte Radio Days per chi ama la radio come noi, mentre altri sono riusciti meno, ecco. Ma tutto questo fa parte poi del destino anche di tutti i cineasti, non dare sempre il meglio di se stessi. Ci sono alcuni spunti, alcune caratteristiche che diciamo danno un focus preciso del personaggio. Il personaggio nasce come ribelle rispetto ad alcuni aspetti conformistici, per poi in parte farsi risucchiare da un certo conformismo, come lui stesso ammette nell'autobiografia. Dice appunto: non sono quasi mai uscito da Manhattan perché la campagna mi fa schifo. Questo in onore anche a un certo tipo di ambientalismo e ecologismo che anche in America impera, dico ironicamente. Ma adesso voglio sentire Marco. Pronto Marco, ci sei? Sì, ci sono, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, adesso ho iniziato con Woody Allen perché domani fa 90, non si può non parlare, in qualsiasi giudizio noi diamo su questo personaggio, non si può non parlarne perché effettivamente ha occupato le cronache cinematografiche ed artistiche né più né meno di pittori anziché scrittori famosi, e quindi bene o male si tratta con calma di dare, magari ci sarà anche il nostro collega Vincent De Maio che si impegnerà in questo oggi o presto, però ecco, sicuramente valeva la pena e varrà dopo, comunque con calma, dopo la tua intervista. Invece oggi parliamo di Polonia. La Polonia è una nazione abbastanza grande, anche come occupazione territoriale. È una nazione del nord-est che è ferita per tantissimi anni nel gruppo delle nazioni del Patto di Varsavia. La storia che caratterizza la Polonia è quella molto legata al mondo cattolico per tantissimi motivi, con alcuni personaggi come Papa Wojtyla che hanno fatto da battistrada. Quindi la Polonia, attraverso Wojtyla ma anche attraverso Solidarnosc, è stata, lo sappiamo, un po' il gallo che si è messo a fare chicchirichì contro il comunismo che l'aveva occupata e di cui era anche abbastanza stufa. Ora però sono passati tantissimi anni. A te la parola Marco, che cosa è successo in Polonia? Sì, allora diciamo, come hai detto giustamente, la Polonia è un tassello importante dell'identità europea, a noi vicina tra l'altro per storia, per cultura, per fede,
come qualcuno ricorderà, nell'inno italiano è citata la Polonia, diciamo nella seconda strofa, ma anche nell'inno polacco è citata l'Italia. Tra l'altro noi siamo chiamati dai polacchi Włosi, cioè sono praticamente romani, cioè eredi dell'impero romano, quindi insomma c'è questa amicizia storica molto interessante di un paese di antichissima formazione, con le grandi famiglie dei Piasti e degli Jagelloni, che creano un territorio importante, poi frutto di spartizioni nel 600-700, che per 123 anni è stato un paese negato e che poi ha ritrovato la sua indipendenza prima nel 918 e poi nel 45-46, diciamo. Le frontiere non sono della Polonia di oggi, va detto, delle frontiere storiche, per i motivi storici, le varie paci, l'intervento della Russia di Stalin, un certo smembramento della Germania, eccetera, però diciamo che oggi la Polonia è sicuramente uno stato vasto e popolato, sono 300.000 chilometri quadrati, 38, quasi 40 milioni di abitanti, al Parlamento europeo sono una forza importante, i polacchi oltre 50 parlamentari europei, è il quinto paese UE se guardiamo alla popolazione e il sesto diciamo come PIL. Tu parlavi di una crescita, giustamente, oggi soffre un po' dei problemi demografici di cui soffre tutta l'Europa, ma diciamo che in generale dal 1990, quindi diciamo dal post-comunismo, il PIL della Polonia, diciamo, è passato da essere, tanto per fare una pietra di paragone, un 13° di quello della Germania a diventare la metà di quello della Germania, quindi una crescita importante, e oggi città come Varsavia, Cracovia, Danzica sono città estremamente ricche e anche moderne, pur conservando le loro parti antiche, diciamo, ecco. E anche, per esempio, anche a Varsavia, che è stata quasi interamente distrutta, sono stati ricostruiti molto bene i monumenti più antichi. Ovviamente, come vi dicevo, di questa odierna Polonia fanno parte anche la Pomerania e la Slesia, che erano parti importanti del mondo tedesco, ma il confine poi è stato fissato sulla famosa linea Oder-Neisse, e quindi soprattutto la Slesia, che è una regione importante anche nella storia europea, contesa anche tra austriaci e tedeschi, insomma la Slesia dà alla Polonia sostanzialmente foreste, carbone, ferro, minerali, popolazione, ed è un paese estremamente importante. Tu mi dicevi le motivazioni per questa grande crescita, sicuramente il passaggio all'economia di mercato, che pure è stato traumatico, perché nel 90 Lech Wałęsa cerca un po' di guidare questa transizione, che comunque sarà abbastanza pesante, tanto è vero che poi Wałęsa andrà all'opposizione rispetto ai post-comunisti di Kwasniewski. Però diciamo che sono due soprattutto le motivazioni per questa grande presenza della Polonia nell'economia, ma anche, oserei dire, nella diplomazia. Ecco. La prima è un'unione molto stretta, un rapporto molto stretto con la NATO fin dal 1999. È stata una scelta di campo voluta dai polacchi, soprattutto perché si sono resi conto che la storia li aveva creati paese cuscinetto e loro dovevano fare una scelta di campo molto forte, quindi sono diventati molto vicini agli Stati Uniti. Gli americani hanno basi permanenti in Polonia, hanno 10.000 soldati, e la Polonia a maggior ragione oggi con le tensioni che sappiamo, però la Polonia ha sempre dato molto spazio al riarmo. Il PIL della difesa è al 3,9%, quindi il più alto in Europa, è il terzo esercito della NATO per numero diciamo di soldati dopo gli Stati Uniti e la Turchia. Attualmente sta andando sui mercati per arrivare a un esercito molto più vasto. Si pensa ad un investimento di circa 120 miliardi di euro entro il 2035
per portare l'esercito da 175.000 a 300.000 unità. Quindi questo legame con gli Stati Uniti in tutte le occasioni, in sede europea, nei trattati internazionali, la Polonia ha partecipato anche ad alcune missioni promosse dagli Stati Uniti anche nel Medio Oriente, eccetera, ne hanno fatto comunque un alleato molto affidabile. E poi ovviamente c'è il discorso politico, il rapporto con l'Unione Europea. I polacchi nel 2003 votano per l'adesione con un referendum, ecco, loro l'hanno fatto perché i paesi seri votano con un referendum, il 77%, con poi l'adesione famosa del 2004. E questa adesione comunque ha portato a un ampliamento comunque delle visioni e politiche ed economiche. Diciamo che poi negli anni 2000 è il momento in cui alle formazioni politiche tradizionali si affiancano e poi le sostituiscono le grandi forze che esistono oggi, che sono Piattaforma Civica, che fa riferimento al PPE, che è il partito un po' più europeista, se vogliamo, il partito di Tusk, eccetera, e invece Diritto e Giustizia, che è il partito più nazionalista conservatore, quello guidato dai fratelli Kaczynski, diciamo, ecco, che prima saranno in coalizione assieme, quindi ci saranno sia Tusk che Kaczynski premier, e poi invece saranno abbastanza rivali fino ad esserci poi la rivalità odierna che nasce dal fatto che diciamo i conservatori di Kaczynski portano come punti principali la creazione di un reato di apologia di comunismo e una verifica di tutti i crimini del passato anche nei funzionari, diciamo, dello Stato polacco, una cosa che anche Wałęsa aveva toccato molto piano per cercare una pacificazione nazionale. Invece Kaczynski, attraverso questa politica anche molto dura, ripeto, l'apologia di reato di comunismo, anche per esempio la castrazione chimica sull'abuso dei minori, quindi una politica molto, molto forte, diciamo, spacca quest'unità del centrodestra, e come sappiamo ci saranno questi scontri con Tusk, che si avvicinerà un po' di più alla sinistra, anche al mondo europeista, ad alcune sirene LGBT, eccetera, eccetera, e poi si arriva ad oggi, insomma, con la presidenza poi Nawrocki, che è comunque un eurocritico, e quindi c'è questa alternanza al potere tra più critici e meno critici dell'Europa, ma sempre e comunque molto legati a quelli che sono i fondi di Bruxelles. Perché? Perché intanto la Polonia è il paese dell'Est con il più alto tasso di investimenti stranieri, perché la Polonia saggiamente ha mantenuto la sua moneta, lo zloty. Se ne è parlato nel 2009-2011 di passare all'euro, ma dal momento che ci sarebbe stata necessità di modifiche costituzionali, eccetera, siccome la Polonia è un paese serio, apro parentesi, chiudo parentesi, non se ne è fatto nulla, anche perché poi con i guai successivi, insomma, ognuno ha voluto tenersi la propria moneta. Oggi diciamo che la Polonia è importante economicamente per la parte agricola e agroalimentare, comunque sottoprodotti o comunque spazio interessante comunque nell'interscambio, e ovviamente per l'industria pesante. Questo nasce soprattutto da una presenza dei fondi strutturali diciamo spalmati sul campo. Il bilancio dell'Unione Europea, che è un bilancio settennale, dal 2007 al 2013 ha dato alla Polonia 102 miliardi, dal 2014 al 2020 107 miliardi, che sono andati soprattutto in infrastrutture, ma anche nell'export e nel mondo dei servizi. Questo è servito anche a far crescere una classe di artigiani, di operai, ma anche di diciamo impresa finanziaria importante. È stata importante anche per esempio il fatto che molti emigrati polacchi poi sono tornati negli anni ad abitare in Polonia, e quindi hanno portato conoscenze e forza lavoro. Questo è accaduto soprattutto da paesi come
il Regno Unito, che è un altro tradizionale alleato della Polonia, e appunto dell'Italia. Su questo rapporto, diciamo, tra la Polonia, che ha usato benissimo, diciamo, i fondi, e l'Unione Europea, insomma, ne è nato, se vi ricorderete, anche uno scontro che è diventato classico, importante, che era quello del famoso idraulico polacco, ecco, se vi ricordate, cioè il fatto che sostanzialmente negli anni dei referendum 2005 e quant'altro sulla Costituzione europea, sul trattato di Nizza, che poi venne bocciato dalla Francia con il 55%, trattato voluto da Giscard, da una convenzione europea di cui facevano parte per l'Italia anche Amato e Gianfranco Fini, e c'era il discorso di questa libertà di muoversi e lavorare del trattato di Schengen, che però avrebbe potuto dare spazio a una concorrenza interna fortissima e quindi a una manifattura a basso costo, diciamo, che poteva appunto scalzare quelle che erano poi i posti di lavoro nostri interni. Da lì nacque la famigerata legge Bolkestein, che in realtà sulla concorrenza fece più danni rispetto ai problemi che risolse, diciamo. La concorrenza restò ancora per molti anni e poi venne, diciamo, stabilita con vari provvedimenti legislativi successivi, anche per esempio quella sui trasporti e quant'altro, però è rimasta un po' l'idea dell'idraulico polacco nell'immaginario collettivo. Comunque diciamo che è un paese che si è integrato molto bene, riuscendo a mantenere la propria identità. Innanzitutto identità monetaria, che vuol dire indipendenza, che vuol dire non essere strozzati, diciamo, dalla troika europea, dalla BCE e quant'altro, e poi anche un'identità di valori, perché partecipa all'Europa ma fa parte di quel gruppo di Visegrad, che è un blocco, diciamo, molto interessante, che è contrario a un certo tipo di riforme anche legate allo Stato di diritto, che porta comunque dei valori conservatori e che è molto contrario, per esempio, ad un'immigrazione straniera. La Polonia ha bisogno di forza lavoro e ha accolto per esempio tanti ucraini, ha accolto insomma persone che sente a sé vicine, evitando invece l'immigrazione quella, diciamo, più allogena, e quindi ne ha fatto un po' un vanto da questo punto di vista, e la ricetta per il momento vediamo che funziona, ecco. Dunque, io oltre agli idraulici, che ho sempre detestato come categoria di persone, e chiedo scusa, nel senso che sono utilissimi quando l'acqua invade la casa e affini, ma che ho trovato spesso esosi, io ricordo i lavavetri polacchi, perché nei primi anni 90 c'erano anche proprio una stirpe polacca che andava sulle strade a lavare i vetri. Da qui la fama proprio di una certa povertà di queste persone che non in maniera massiccia ma a macchia di leopardo andavano in giro per l'Europa per cercare di portare a casa il minimo necessario. Detto questo, io vedo ora attraverso la televisione, i social eccetera, delle immagini, dei video relativi soprattutto a Varsavia e alle altre grandi città dell'ovest della Polonia, in parte anche i porti sul mare, che abbondano di macchinoni, diciamo macchinoni avrà una battuta proprio molto popolaresca, insomma di macchine di lusso, di una voglia come si dice, gioia di vivere complessiva che ricorda il boom economico italiano. Ecco, non so se questa percezione è giusta e in che misura l'arricchimento è stato, ha riguardato molta parte della popolazione o solo una parte ristretta. Tu forse sai sicuramente più di me su questo. Allora, diciamo che le nuove istituzioni, quindi del post-comunismo, hanno dato soprattutto una spinta ulteriore sia al lavoro che all'istruzione, quindi istruzione diffusa, e comunque restando per esempio una sanità pubblica comunque di discreto livello.
il lavoro è cresciuto, non c'è una tendenza al risparmio paragonabile a quella italiana, comunque c'è una buona tendenza al risparmio, ma diciamo hanno avuto dei governi estremamente saggi nel mantenere la loro, diciamo, versione, la loro questione identitaria anche, voglio dire, nei valori. Poi ci sono stati degli scontri sociali tra, per esempio, chi era favorevole e contrario all'aborto, tra chi nelle città è più vicino anche a un mondo un po' più europeo, un po' più dissoluto, chiamiamolo così, e chi invece ha ancora una visione tradizionale. Ma in ogni caso l'economia è fiorente perché gli investimenti che sono stati fatti sono stati tutti investimenti ad alta resa, cioè in settori che comunque, avendo una ottima filiera poi produttiva, hanno allargato il benessere, quindi fatto girare e moltiplicare queste risorse. Ecco, quindi non nasce dal nulla, nasce dal duro lavoro e poi sicuramente da un uso molto, molto saggio, ripeto, dei fondi europei, che sono molti, ecco, ripeto, e poi dalla benevolenza, oggettivamente dalla benevolenza americana, perché insomma sono la prima linea di fronte a una Russia che viene percepita comunque come molto dai polacchi come un rivale, in certi casi anche un nemico. Insomma, l'ultimo motivo di frizione fu quello poi della morte di Lech Kaczynski su quel famoso volo Tupolev, quel famoso incidente. E quindi diciamo che, ripeto, questi fattori hanno portato sostanzialmente una buona redistribuzione, diciamo, della ricchezza della classe media in generale. Ecco, questo senz'altro. Ma rimangono sacche di povertà nelle compagini rurali, oppure c'è stato molto cambiamento rispetto ai tempi di Solidarnosc, eccetera, tanti anni fa? Allora, il mondo rurale sta vivendo comunque un raggruppamento, cioè dalla parcellizzazione della terra si sta passando comunque a gruppi un po' più vasti. La povertà c'è, ma il welfare è decisamente aumentato negli anni. Ecco, dopo il 2000 c'è un welfare molto più vicino, diciamo, alla gente. Su questo ha fatto scuola un po' l'Ungheria di Orban, in tutti i paesi diciamo di Visegrad. Quindi comunque ci sono delle protezioni sociali, per cui sì, certo, è un'economia di mercato, ma è un'economia che potremmo definire all'europea, quindi economia sociale di mercato. Le sacche di povertà esistono, ma sono controllate, e non è la povertà estrema che porta poi anche all'abbruttimento e quant'altro, proprio perché c'è un orgoglio nel popolo polacco e anche una voglia di aiutarsi estremamente alta. Ecco, immagino magari questo a scapito anche di una certa fede tradizionale, nel senso che noi conoscevamo la Polonia come una pletora di devoti in termini proprio quasi parossistici rispetto al mondo cattolico. Temo, so che ti stai interessando anche di questi problemi, tra le altre cose in questo momento temo che ci sia un po' una crisi, o sbaglio? Dici tu, Sal, da questo punto di vista. Questo accade un po' in tutti i paesi dell'Est. C'è comunque questa visione del mondo tradizionale, in questo caso cattolico, in Polonia. In Ucraina ci sono delle minoranze protestanti e nel sud-est ci sono le minoranze ortodosse, però diciamo che in generale c'è un leggero allontanamento da una fede tradizionale molto forte, che però resta molto radicata non solo culturalmente e quant'altro. Diciamo che nei paesi dell'est, forse il paese dove l'ateismo ha preso un po' più piede è la Repubblica Ceca. Ecco, direi che la Repubblica Ceca è il paese dove effettivamente si sente molto di più l'ateismo.
però è una, come dire, te lo confermo perché sono in rapporto con globale. Due carissimi amici che abitano vicini a Brno e mi dicono proprio quello che mi stai dicendo tu. A dopo, per adesso c'è il break, a dopo ci risentiamo dopo, Marco, a dopo. Bene. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Andrea, di nuovo vuoi la linea? Grazie Natalia. Insomma, parafrasando Woody Allen, tutto quello che avresti voluto sapere sulla Polonia e non hai mai osato chiedere. Devo dire che Marco, come al solito, sei stato davvero esaustivo su tutto questo e penso che comunque conoscere bene la situazione anche attuale, sempre partendo da basi storiche come facciamo noi, ecco, di tutte le nazioni d'Europa sia la cosa migliore per una radio come la nostra, che proprio ispirandosi alla libertà vuole capire in che maniera questa meravigliosa virtù dell'animo umano possa essere gestita all'interno del nostro continente, che poi è la culla della civiltà mondiale, ma non diciamolo troppo forte perché qualche intellettuale di sinistra ci mostrerebbe i denti. Senti, invece, io so che ultimamente, Marco, ti sei interessato tra le altre 1000 cose, perché siamo due eclettici, io e te, del Trattato di Osimo. Che cosa ci dici? Perché questo termine, questa parola, questo toponimo, che è correlato a una bellissima cittadina marchigiana, in realtà nelle scienze umane, nella storia, nella politica, ci induce sempre a pensare a quello che è stato deciso in quel famoso trattato, che condiziona ancora l'attualità, no? O sbaglio, Marco? No, assolutamente, hai ragione, perché poi in riferimento al Trattato di Osimo, che comunque anche per me che sono nato nel 76, comunque ce l'ho un po' nelle orecchie anche da bambino, insomma questa cosa è sempre stata vissuta da taluni come un invito alla pace duratura e da altri come un tradimento, quindi senz'altro questo è così. Se permetti ti apro una parentesi, visto che parlavi di Woody Allen, vorrei consigliare un libro di Woody Allen che sono i suoi migliori interventi comici, abbastanza agile, che si chiama Getting Even, in italiano è tradotto come Saperla lunga. È molto, molto interessante anche perché sono questi pastiche, questi interventi comici che lui faceva su vari settimanali eccetera, e c'è un meccanismo comico molto evidente, anche un po' snob, ma molto interessante. Chiudo la parentesi. Torno al Trattato di Osimo, 10 novembre del 75 a Villa appunto Monte San Pietro ad Osimo nelle Marche. Diciamo che questo trattato viene preparato in una fase storica che ha assimilato quelle che erano
diciamo, le clausole del Trattato di Parigi, quindi la cessione nel post seconda guerra mondiale alla Jugoslavia di Fiume, l'Istria, il Quarnaro e tutto l'altopiano del Carso, diciamo a est di Gorizia, diciamo, quindi il lato più ad est dell'Isonzo, però resta il punto su quel famoso territorio libero di Trieste, formato, diciamo, in seno all'ONU, gestito teoricamente dal Consiglio di sicurezza, ma mai costituito amministrativamente. Quindi questa parte che andava, se vogliamo, più o meno dal fiume Timavo al fiume Quieto, diciamo, quindi che comprendeva tutto il territorio di Trieste, ma arrivava fino sostanzialmente a Pirano, a Capodistria, quindi all'inizio di quello che era l'Istria, comunque di lingua prevalentemente italiana, non fu mai ufficialmente costituito in amministrazione, gestito da amministrazione militare e diviso in due zone, diciamo, la famosa zona A e zona B. Questa zona A, che faceva de facto riferimento fin dal 1954, quindi al memorandum di Londra, a un governo militare alleato, italiano in parte, ma anche inglese e americano, e diciamo la parte della cosiddetta zona B, quella di Capodistria, diciamo, in riferimento alla Repubblica Popolare Jugoslava. Questa situazione, che era solo una situazione de facto, perché diciamo istituzionalmente esisteva in questo territorio libero, ci sono i francobolli, ecco, per chi è un appassionato, ci sono i francobolli della zona A e della zona B, si è evoluto, diciamo, negli anni, soprattutto negli anni 70, dove c'era anche una recrudescenza comunque della guerra fredda, gli euromissili, la paura che la Jugoslavia di Tito, che si era, diciamo, staccata da Mosca, aveva guidato i cosiddetti paesi neutrali, eccetera, potesse riavvicinarsi a Mosca, e quindi nel 75, poi ratificato nel 77, si pensa di andare a normare de iure, diciamo, con questo trattato la situazione, diciamo andando anche un po' a scontentare quelli che erano i giuristi italiani, perché de facto non essendo mai nata un'amministrazione, l'Italia avrebbe potuto reclamare entrambe queste zone, però si è voluto, su grandissima pressione americana, influenza americana, concludere questo trattato, che è stato concluso con un profilo molto basso, proprio perché c'erano ovviamente problemi nazionalistici da ambo le parti, tanto è vero che fu un trattato che non fu gestito direttamente dal Ministero degli Esteri e dai suoi funzionari, allora il ministro era Rumor, ma da un potentissimo funzionario incaricato d'affari, oggi lo chiameremmo, del Ministero dell'Industria, che era Eugenio Carbone, personaggio un po' particolare dei tempi, si disse poi addirittura affiliato alla P2. Diciamo che questo trattato faceva riferimento comunque a delle garanzie di identità e di beni degli esuli italiani, però solo a quelli della zona del territorio libero, e quindi era francamente abbastanza poco utile, diciamo, ecco, perché il problema degli esuli italiani che avevano perduto tutto, che erano stati costretti a lasciare Zara, a lasciare l'Istria, a lasciare Pola, non si risolveva. Questo trattato prevedeva sostanzialmente delle rettifiche, alcune piccole rettifiche territoriali a favore dell'Italia, come sul Sabotino. In cambio l'Italia avrebbe creato una strada, diciamo, montana nel Collio, che univa il Collio a Nova Gorica, diciamo alla parte Jugoslavia di Gorizia. Dovevano nascere dei valichi autostradali a Fernetti, eccetera, a Rabuiese, che poi in realtà valichi autostradali nacquero solo dopo la caduta della Jugoslavia, forse perché si temeva che diciamo militarmente poi fossero utili per l'invasione. Infatti questi valichi vennero aperti, uno nel 97 e uno nel 2008.
c'era anche l'idea, anche perché questo trattato più che una questione politica doveva apparire una questione economica, di una zona franca industriale sopra Trieste, diciamo nel Carso, che nacque mai sia per questioni ambientaliste, ma soprattutto perché si aveva timore che l'ingresso di lavoratori a Trieste avrebbe modificato, diciamo, la popolazione di Trieste, l'italianità di Trieste. Quindi il trattato che cosa fece poi alla fine? Consegnò la zona A all'Italia, quindi Duino, Trieste, Mura, e la zona B alla Jugoslavia, di Istria, Isola, Pirano, Umago, alla Jugoslavia. La spartizione di una zona che, questa è la motivazione dei critici, in realtà sarebbe dovuta tornare comunque interamente in Italia, a maggior ragione poi per quello che accade dove, ecco. Quindi questo è un po' il rammarico. Diciamo che quando diciamo si sfalda la Slavia, c'è realpolitik e nonostante, ripeto, da molti arrivasse la richiesta di denunciare questo trattato, la Germania voleva in fretta riconoscere i nuovi paesi, quindi Slovenia e Croazia sostanzialmente. L'Italia, che aveva puntato a cercare di mantenere un'idea della comunità internazionale su una confederazione ancora legata alla Jugoslavia, non perdere, diciamo, anche i riferimenti politici, restare isolata, sostanzialmente si accoda all'idea tedesca. Allora c'erano Andreotti, Presidente del Consiglio, e De Michelis, Ministro degli Esteri, e con questa strategia perdente, diciamo, non se ne fa più nulla e non si riesce a portare a casa neanche le famose riparazioni. Andreotti, tra l'altro, non voleva denunciare Osimo perché poi lui è stato l'uomo degli americani nei governi della Repubblica e il Presidente del Consiglio in carica durante il Trattato di Osimo. Quindi questo è un problema. L'Italia nel 94, con il primo governo Berlusconi, provò a cambiare la situazione, insomma ci fu l'idea di Mirko Tremaglia di denunciare questa cosa. Nel giugno 94 ci fu addirittura un incontro tra Antonio Martino, Ministro degli Esteri, e il Ministro degli Esteri Peterle, sui beni italiani. Ci fu un accordo che però non venne ratificato per appunto la sollevazione anche della popolazione slava. L'Italia tenne per qualche attimo il punto perché sulla Slovenia, sull'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, però questo poi non se ne fece più niente, perché Prodi, quindi il centro-sinistra che arriva nel 96 al governo, di fatto toglie questo veto, perché insomma sappiamo che la sinistra ha sempre avuto questa tradizionale unione con l'elemento slavo, e quindi sostanzialmente siamo ad un nulla di fatto ancora oggi. Senti, ritorneremo sicuramente sui problemi del confine orientale, che trovo appassionanti, e siccome sono stato allievo anche di un certo professor Lucio Gambi, che aveva scritto una geografia per la storia, cioè per dimostrare quanto poi alcuni problemi geografici siano esiziali per capire la storia stessa nella sua complessità e nella sua profondità. Ecco, questo è un esempio classico del problema, che certamente riguarda soprattutto i confini, ma non solo. Va bene, grazie, senti, di tutto. Ripeto, ritorneremo su questa annosa questione, anche su Trieste, che è una città, io l'ho frequentata per un certo periodo, incredibile, cioè veramente bisogna essere vissuti a Trieste per capirla quella città lì, perché è fuori da ogni parametro possibile e immaginabile. Ecco, questa è la mia idea che mi sono fatto io. Tu hai citato anche Gorizia, ma Trieste è ovviamente più grossa. Grazie di tutto ancora, e mi raccomando, cari ascoltatori di questa radio, ascoltate Marco ogni giovedì con Sic et Non, che non è una come dire, benedizione apostolica per chi non conoscesse il latino. Dai, si scherza un po', sei un grande. Grazie ancora, a risentirci Marco. A voi. Riprendiamo il discorso
su Woody Allen. Allora, 90 anni, lui ha scritto anche, oltre al libro che aveva consigliato Marco, anche un'autobiografia, ecco, per le edizioni La nave di Teseo, e di cui avevamo già parlato da queste onde, e che risulta secondo me uno dei più bei libri usciti nel XXI secolo. Tra l'altro, appunto, in una delle sue magiche battute, Woody Allen in questo libro scrive appunto: io mi sto affannando a fare tutto il possibile e a ricevere più applausi possibili, come ogni uomo di spettacolo, almeno fino ai 90 anni, poi si vedrà, perché so benissimo che quando non ci sarò più non potrò replicare o ringraziare da un'urna cineraria di qualche posto sperduto dell'America. Ecco, una delle sue battute, e tante battute, lui era un battutista. Woody Allen nasce proprio in ambienti di cabaret newyorkese come battutista, e quindi appunto già i titoli dei suoi film, appunto l'abbiamo citato, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, eccetera eccetera, che sembra anche un film della Lina Wertmüller per la lunghezza del titolo, ma poi Radio Days, che trovo nella sua semplicità una bella elogio della radio, perché la radio, senza la radio l'umanità sarebbe zoppa, e senza Radio Libertà è zoppa in due gambe, ma non ditelo troppo in giro. Senza, perché in vero il valore di chi crede nella radio come noi è quello, appunto, l'ha fatto capire con Radio Days, di riuscire a comunicare a distanza senza filtri né censure. Naturalmente questa è la battuta di Sammy e di chi l'ha inventata. Ma Woody Allen come battutista è egregio, non sempre tutta la tenuta dei suoi film è all'altezza. Trovo Manhattan esemplare, perché in Manhattan ci spiega proprio la vera mentalità di questa comunità newyorkese, appunto, che vive nel quartiere più invidiato del mondo dall'intera umanità, nel bene e nel male. Naturalmente Anna le sue sorelle, naturalmente il titolo che vi dicevo prima è Zelig, che poi ha dato il via così a tutta una serie di nominazioni anche cabarettistiche in tutta Europa, e tantissimi altri film non sempre perfettamente riusciti, perché laddove dobbiamo dire le luci e le ombre come al solito, laddove Woody vuole forzare il discorso a livello di ironia eccessiva e di presa per i fondelli, a volte scivola su delle bucce di banana, specialmente nei film ambientati in Europa. Forse perché, mi permetto di dire, Woody Allen, così come capisce meravigliosamente l'America, non è riuscito a capire fino in fondo l'Europa, e c'è forse una sottile denigrazione da parte sua nei confronti del nostro continente, però comprensibile naturalmente, perché tutto nella sua mente diventa ironia, satira, sardonicità. Il rapporto con le donne lo conosciamo, soprattutto con Mia Farrow e comunque tutte le altre donne che è riuscito a conquistare, di cui parla appunto la sua autobiografia. Ha dovuto pagare un prezzo altissimo di tutte queste conquiste, perché le donne si sono rivelate o mezze pazze o ne hanno combinati tutti i colori. C'è stato un contenzioso relativo poi a quel famoso rapporto di Woody con la ragazza dell'Estremo Oriente, molto più giovane di lui, e tutto quello che sarebbe ruotato attorno a questo rapporto. Non scendo nei particolari. Certamente Woody Allen ha segnato un'epoca, anche col suo carattere, col suo modo di essere, con la sua impertinenza. È riuscito, magari suscitando anche antipatie, incomprensioni, asti, però insomma è riuscito in qualche modo a cambiare in una certa maniera il mondo, ecco, a far passare del bene e del male, si intende, il mondo dall'era moderna all'era postmoderna. Vorrei finire questa, ma non è detto appunto che per altri 10 anni tiri fuori dal cappello delle altre magie il nostro Woody. E invece volevo parlare anche dell'arte digitale, perché c'è una querelle
questi ultimi tempi, che si fa sempre più accesa. Cioè oramai l'arte non è più una materia presente ai nostri occhi, non è più soltanto il quadro, la scultura, il monumento. Lo è stata per tantissimi secoli e naturalmente ci ha lasciato delle straordinarie opere, anche delle opere che rappresentano nella loro beffarda ironia sicuramente sono piaciute anche a Woody Allen, rappresentano appunto l'assurdità del nostro essere. Pensate al dito medio di Cattelan, attualmente diciamo presente a Milano. Ma oramai l'arte ha superato la dimensione strettamente materiale in tutti questi campi che vi ho detto, ed è diventata digitale. Cioè ci sono delle produzioni digitali, anche delle riproduzioni di opere famose materiali che diventano digitali, ma soprattutto delle opere nuove in digitale che vengono fatte appunto attraverso il web o attraverso altre forme, insomma, telematiche, che poi in qualche modo non si può dire che si materializzino, ma insomma si fanno presente ai nostri occhi, ecco, attraverso l'accesso digitale. L'opera digitale può avere un senso, è paragonabile all'arte? Assolutamente sì, perché l'arte è libertà, l'ho già detto 1000 volte, e mi rivolgo soprattutto a quelli che ancora continuano a denigrare l'arte contemporanea. Non esiste una Bibbia dell'arte, cioè non è sceso giù dal cielo Dio e ha detto l'arte deve essere quella classica, quella di Raffaello e Michelangelo, tutto quello che è venuto dopo fa schifo. Ecco, nessuno, non c'entra con la religione l'arte. L'arte in un certo senso è proprio, come dire, complementare alla religione, perché nella religione io sono in rapporto con Dio, nell'arte sono in rapporto con l'io più profondo, che è fatto anche di meccanismi inconsci, incontrollabili. Non è soltanto il riuscire a riprodurre qualcosa attraverso i nostri occhi che si materializza in una forma riconoscibile. Non è tutto questo. L'arte è fantasia, è colore, il colore si espande liberamente. Da questo punto di vista non dobbiamo essere dei passatisti. Nel momento stesso in cui è ovvio, cioè se io voglio andarmi a vedere un Leonardo, se voglio andarmi a vedere un Perugino, se io voglio andarmi a vedere il Bacio di Hayez, io lo posso fare perché comunque nei musei tutto questo è ancora presente ed è giusto che sia così, e l'ho già detto l'altra volta, evviva i musei! Ma il museo, l'idea di museo non è qualcosa che cancella la libertà dell'arte contemporanea e la possibilità di digitalizzarla, cioè di trasferire in una dimensione virtuale che sicuramente oramai è diventata dominante, lo sappiamo nella comunicazione, lo vediamo tutti i giorni, ma anche sicuramente nella forma di approfondimento creativo, che non può che passare attraverso queste produzioni, naturalmente, che soltanto attraverso la digitalizzazione noi vediamo e ammiriamo in maniera effettivamente compiuta. E ci sono 1000 modi di attuare queste performance, ma ci sono anche 1000 modi attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa e soprattutto la rete, per riuscire a vedere materializzate tutte queste questioni. Certo, io perché porto sempre l'esempio di Cézanne? Cézanne è un autore che se lo vedi dal vivo, se lo vedi come abbiamo fatto noi di Arte Nord una quindicina d'anni fa, se lo vai a vedere dal vivo, non c'entra niente con quello che vedi quando è riprodotto già su un foglio di carta, in una fotografia, oppure appunto a livello digitale. Ma questo arricchisce l'arte, non la distrugge, cioè perché effettivamente è vero che tutto quello che è più virtuale che reale è più proiettato che visto direttamente con i nostri occhi, è qualcosa di diverso, è qualcosa che nutre la nostra immaginazione in maniera diversa, ma non dobbiamo porre dei limiti da questo punto di vista, perché ancora una volta tutta la filosofia che passa attraverso la visione sana del mondo
in cui libertà, federalismo e identità. Ecco, l'idea che tutto questo abbia a che fare col passato è assolutamente sbagliata. Riguarda il futuro dell'umanità, di un'umanità che cerca di salvare quei valori che devono essere salvati, ma mutare gli altri che evidentemente vengono sottoposti al mutamento del gusto, ecco, del gusto. Il gusto è fondamentale. Il gusto è qualcosa che cambia col passare dei secoli, dei tempi, lo diceva Benedetto Croce. Sono tanti gli spunti e noi dobbiamo credere nella possibilità di avere dei capolavori assoluti che ancora non ci sono, devo dire onestamente, ma verranno anche nell'arte digitale, cioè in un'arte che non è più così palpabile, udibile, guardabile come la vecchia arte. Qualcuno magari maliziosamente parlerà di transumanesimo anche in questo, ma non è il transumanesimo sbagliato di chi pensa appunto a dei meccanismi assolutamente di clonazione artificiosa e controproducente, sadomaso. No, è qualcosa che ci guida lungo una prospettiva che potrà effettivamente arricchirci in futuro, sempre in correlazione però certamente all'identità, al rispetto degli idiomi e delle culture e a tutto quello che ha a che fare appunto con quello che io chiamo in senso più lato e forte, che va oltre la politica, oltre la gestione della polis, perché è una visione del mondo, il metaleghismo. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre! Avete ascoltato Cultura e Arte